Mancano pochi giorni a Natale e sulla gestione dell'emergenza coronavirus sotto le feste il governo tace. Luca Zaia, che aveva annunciato di non voler arrivare a sabato senza un provvedimento, rompe gli indugi e annuncia una nuova ordinanza. Il testo verrà messo nero su bianco nelle prossime ore, ma il provvedimento mira a disciplinare spostamenti e aperture da sabato fino al 6 gennaio. La chiusura di tutti i confini comunali dalle 14, mantenendo inalterate tutte le attività produttive e commerciali, chi ha una serranda non la abbassa, vi ricordo che può restare aperto fino alle 9 di sera se è un negozio, però ci sarà una novità se chiudiamo i confini comunali, che dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. Si tratta, sottolinea Zaia, di un intervento di equilibrio che andrà in ogni caso rivisto se e quando arriveranno nuovi DPCM dal governo. Questa è una soluzione di equilibrio. È una soluzione che ha delle deroghe, ovviamente uno può dire ma scusa dalle 2 del pomeriggio in poi se io devo uscire dal mio comune ci esci perché se devi fare la spesa, è come previsto anche per le zone rosse, per tutte, cioè sapete che se tu devi comprare cibo, alimentari, in qualsiasi zona tu sia puoi uscire per andare a fare gli acquisti, se tu devi uscire per motivi sanitari puoi uscire, per lavoro puoi uscire,